cosa ci aspetta dal punto di vista musicale? Dal punto di vista musicale, il cliché diciamo del programma del Quintetto Sardò è solitamente sempre lo stesso, da ormai 12 anni. Quindi si parte con qualcosa, con qualche brano che è classico ed è trascritto dal quintetto, per poi proseguire verso le canzoni jazz, per le milonghe, i tanti e le colonne sonore di musica da film. Fabio, ci tenevo a presentare comunque questo mio quintetto perché diciamo per 4 quinti è nuovo, noi siamo in attività dal 2013, però questo è il primo concerto che noi facciamo con la nuova formazione e lo facciamo a casa del nostro sponsor che è la Secar, che io ringrazio tantissimo insomma, dell'ospitalità. Al contrabbasso Andrea Tocco. Andrea è un ottimo contrabbassista, bravissimo, ha avuto tante esperienze fuori da oltremare, però da buon sardo ha deciso di tornare nella sua terra e di onorare con la sua arte all'interno dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Poi abbiamo Emanuele Galanti, primo violoncello dell'orchestra. Vi devo dire che il suono di Emanuele è uno degli suoni del violoncello più belli che esistano. Lo sentirete negli assoli. È molto bravo e ha un suono, una qualità di suono molto bella. Ormai ci conosciamo tanti anni, io qui dal 1999, quindi sono penso 26 anni che insomma lavoriamo assieme. Poi chiaramente Salvatore, con Salvatore Re anche lui di viola, con Salvatore ci conosciamo 35 anni. Lui viene da Napoli, però è dai primi anni 90 che a Cagliari, quindi è più sardo che napoletano, quindi niente, grande violista, oltre a essere il prima viola del teatro dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, lui è comunque abbiamo lavorato in tanti progetti insieme, insomma, sentirete. Per finire, il secondo violino Donata Piazza. Collaboratrice, io sono il primo violino dei secondi e il concertino dei secondi violini, quindi praticamente gestisce la fila insieme. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che comunque lei è mamma di 2 bambini piccoli, uno di 3 anni e mezzo e uno di poco più di 4 mesi, ed è qui per onorare sul campo di battaglia il concerto. Grazie. Un'ultima raccomandazione, spegnete o silenziate i cellulari per favore e soprattutto non scordate il programma di sala, perché nella quarta del programma di sala c'è appunto l'IBAN da utilizzare per le donazioni di cui abbiamo parlato a inizio serata. Grazie a tutti, buon concerto.